Credo che mai potevamo sperare di cominciare il congresso della CISL del Veneto nel migliore dei modi con la legge sulla partecipazione. È una grande soddisfazione avere oggi la legge sulla partecipazione che mette un pilastro per il futuro del Paese dopo 75 anni da quando è stato scritto l'articolo 46 della Costituzione. Noi pensiamo che con questa legge si possa davvero cambiare il Paese in meglio, farlo progredire, difendere i diritti dei lavoratori, far crescere i salari, far crescere la sicurezza nei luoghi di lavoro, creare tutte quelle condizioni che sono fondamentali per dare una prospettiva, un futuro al Paese e anche al Veneto. Noi pensiamo che il Veneto debba tornare alle sue origini del senso del lavoro, dell'impegno che ha generato lo sviluppo, la crescita, il boom economico. Per questo noi abbiamo scritto nel titolo del congresso queste 3 parole che sono fondamentali per dare un futuro al Veneto, ed è il lavoro, e il Veneto ha bisogno di lavoro buono, lavoro che dia dignità alle persone, che distribuisca salario, soprattutto lavoro che crei prospettive per ogni persona e che includa. Ecco, questo è l'altro messaggio che noi pensiamo sia fondamentale, un lavoro inclusivo, una società inclusiva. Questo è per noi il senso di questo congresso. Credo che il Veneto ha saputo creare le alleanze, anche qui abbiamo bisogno di tornare alle origini, perché senza alleanze, senza partecipazione delle parti sociali, degli stakeholder, di tutti coloro che lavorano tutti i giorni sul territorio, nei luoghi di lavoro, nel volontariato, nel sociale, non c'è prospettiva per il Veneto. Quindi l'appello alle forze politiche che si inseriranno tra 5 mesi con la nuova giunta, il nuovo Consiglio regionale, è di coinvolgere le organizzazioni sindacali, coinvolgere le parti sociali per dare prospettive al Veneto, per costruire una grande alleanza di sviluppo e di crescita. L'augurio è quello di continuare ad essere CISL. Noi siamo un grande sindacato, siamo il più grande sindacato del Veneto. Credo che il migliore augurio che io vorrei ricevere da Cislino è che mi augurino di continuare ad essere, nel senso vero della parola, l'identità della CISL. E io credo che questo sia il migliore augurio da consegnare a tutti per questo congresso e per i 4 anni che si aprono con questo mandato.